I programmi di screening riducono la mortalità fino al 20% per alcuni tumori. Aderire può salvare la vita. I dati presentati a Belluno sull'attività di screening oncologico dell'Ulsuno Dolomiti sono positivi. Al centro soprattutto il tasso di copertura, cioè quante persone aderiscono agli inviti del servizio sanitario. Tutti dati superiori a quelli che sono le richieste da livello regionale e in media o migliori di quella che è la media regionale. Quindi c'è stata una buona risposta, meglio delle bellunesi, un po' meno dei bellunesi, ma comunque un'ottima risposta della popolazione alla chiamata di screening. Per lo screening mammografico esteso da quest'anno anche alle donne tra i 45 e i 49 anni, la copertura raggiunge il 75%, oltre 14.000 le mammografie effettuate, 810 richiami per approfondimenti, 140 gli interventi chirurgici con 55 tumori individuati. L'adesione allo screening mammografico è fondamentale perché permette innanzitutto di riscontrare delle lesioni tumorali in fase precoce, quindi che richiedano poi un trattamento molto ridimensionato rispetto ai trattamenti se vogliamo più aggressivi e più demolitivi. In linea con il Veneto, lo screening del collo dell'utero, copertura al 58%, più di 6.500 i test eseguiti tra Pap test e HPV, con un richiamo all'importanza della vaccinazione, soprattutto tra i più giovani. L'importante è vaccinarsi perché si protegge dal tumore del collo dell'utero, in quanto l'HPV, il papillomavirus, è il responsabile del tumore del collo della cervice uterina. Senza HPV non avremo tumore della cervice e quindi la vaccinazione previene lo sviluppo del tumore. Importante sensibilizzare alla vaccinazione anche gli uomini perché previene la circolazione del virus e in uno anche neoplasie che possono essere causate dal papillomavirus. Per il colon retto, completata l'estensione fino a 74 anni, la copertura sfiora il 57%, oltre 20.000 i test eseguiti e 1.750 le colonoscopie, grazie anche alla rete delle farmacie del territorio.